Siamo in compagnia di Edoardo Righi, capitano della BDL Minimotor Correggio. 3-3 tra la formazione reggiana e la compagine veneta. Edoardo, un tuo commento sulla partita? Intanto buonasera a tutti, un commento sulla partita, non lo so, secondo me abbiamo giocato soprattutto nel primo tempo molto meglio, organizzati e tutto, poi succedono sempre le solite cose, facciamo degli errori e puntualmente li paghiamo troppo cari. Ecco Edoardo, andiamo e analizziamo la partita insieme, proprio un primo tempo dove avete giocato secondo me una buona gara, c'è stato un infortunio da parte del Sandrigo sul primo gol, invece secondo con una buona azione con Santiago Sala, un primo tempo dove comunque c'era un bel batti e ribatti, diciamo, un bel capovolgimento di fronte, diversi capovolgimenti di fronte tra le due squadre, però abbiamo visto comunque una BDL Minimotor Correggio presente in partita. Sì, come ti ho detto prima, penso che siamo entrati in pista con l'atteggiamento giusto, quello che forse ci è mancato nelle ultime partite, però ripeto, soprattutto nella metà del secondo tempo, nella seconda metà del secondo tempo, non possiamo fare questi errori perché poi succede questo, ci facciamo riprendere da un 3-0 a un 3-3 e sono punti che ci servono se vogliamo andare a fare i playoff. Questa pausa può servire secondo te per mettere un po' di restare tutto e ripartire in vista delle ultime settimane? Sicuramente noi continueremo ad allenarci, ma penso che questo lo stiamo facendo molto bene dall'inizio del campionato. Ci sta mancando qualcosa nelle partite, in partita soprattutto nelle ultime non siamo entrati con l'atteggiamento giusto, speriamo che questo riposo aiuti a ritrovare quella concentrazione, quell'atteggiamento che avevamo prima di Natale. Grazie Edoardo Righi, in bocca al lupo per il proseguimento della stagione. Grazie mille. Grazie.